Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. È in prognosi riservata il bengalese aggredito e ferito a coltellate a Palermo da un americano al culmine di una rissa. La malamovida alla Vucciria torna a preoccupare residenti e turisti. 40 miliardi all'anno è questo il giro d'affari delle mafie in Italia. Palermo sesta e Catania nona nella non lusinghiera classifica delle città con più imprese nell'orbita della criminalità organizzata. A Siracusa anche oggi centinaia di fedeli in fila nella Basilica al Sepolcro per rendere omaggio al corpo di Santa Lucia che da ieri è nella città aretusea. Giorni importanti per il futuro del ponte sullo Stretto, il voto finale atteso per venerdì 27 dovrebbe dare il via libera al progetto definitivo, ma non mancano come sempre le polemiche. L'obbligo di indossare il casco non piace a chi utilizza i monopattini, ma è una delle regole introdotte dal nuovo codice della strada. Chi si occupa di sharing parla già di caos totale. Calcio, Serie B, sconfitta, crisi e contestazione. Il Palermo perde 2-1 in casa con il Catanzaro e i tifosi rosanero perdono la pazienza, sempre più delusi dai risultati della squadra. In Serie C sconfitta e fischi per il Catania che cade al Massimino col Potenza, sempre più giù il Messina sconfitto dalla Juventus Next Gen, mentre il Trapani di Capuano si impone a Caserta. Di nuovo bentrovati, dunque ancora malamovida alla Vucciria di Palermo. L'ultimo episodio, un turista statunitense ubriaco che ha accoltellato un giovane bengalese dopo una rissa. L'uomo è stato fermato. Emanuela Corsi. Ancora risse, pestaggi e aggressioni a Palermo. Ancora una volta è la Vucciria, zona della movida palermitana, ad essere teatro di casi di violenza. L'ultimo episodio risale a venerdì notte, quando un turista americano ha aggredito un bengalese di 29 anni. La vittima, non è ancora chiaro il movente, è stata accoltellata dall'indagato che era ubriaco. L'americano ha colpito il bengalese con diverse coltellate al petto, in testa e alla mano destra. Il ferito, in stato di shock, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza al civico di Palermo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. L'indagine coordinata dalla Procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, condotta anche grazie alle analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza, ha consentito dopo poche ore di identificare rapidamente l'aggressore, che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'americano si trovava in vacanza assieme a due connazionali e stava trascorrendo la serata in piazza Caracciolo, quando sarebbe stato coinvolto in una rissa. Dopo aver sferrato calci e pugni, i tre si sarebbero rifugiati nella loro casa vacanza per tornare poco dopo sul luogo armati di coltello. Il giovane poi ha accoltellato la vittima. Stanchi i residenti della zona dopo l'ennesimo episodio violento che denunciano non è possibile vivere così ogni fine settimana. La scorsa notte ad Agrigento esplosi colpi d'arma da fuoco contro la saracinesca di un negozio di frutta e verdura di piazzale Ugo La Malfa. Stamattina, durante un controllo nella zona dove sorge anche lo stadio Esseneto, i carabinieri si sono accorti del danneggiamento e hanno avviato le indagini. Un volume d'affari da 40 miliardi l'anno, pari al 2% del PIL. Le mafie rappresentano la quarta industria d'Italia, Palermo e Catania, tra le 10 città con il maggior numero di imprese nell'orbita della criminalità organizzata. Luca Ciliberti. In Sicilia più di 13.000 imprese sono a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata. Mafia SPA per fatturato e affari risulta essere la quarta industria del paese con un volume di traffico che si aggira attorno ai 40 miliardi di euro l'anno, una cifra che vale praticamente 2 punti di PIL. A calcolare l'ufficio studi della CGA di Mestre, se si effettua una comparazione puramente teorica che tuttavia consente di dimensionare la portata del fenomeno, l'azienda mafia è dietro solo a Eni, Enel e al gestore dei servizi energetici. Per la CGA in Italia sono 150.000 le imprese nell'orbita della criminalità organizzata, questo in virtù dei dati in possesso all'unità dell'informazione finanziaria della Banca d'Italia, della Direzione Nazionale Antimafia e delle autorità giudiziarie che hanno reso possibile mappare il fenomeno. Nonostante le continue operazioni delle forze dell'ordine, i principali business restano il narcotraffico, il traffico di armi, lo smaltimento illegale dei rifiuti, gli appalti pubblici, le scommesse clandestine, il gioco d'azzardo e l'usura. Le estorsioni sono quelle più remunerative e le vittime di questo reato sono quasi
quasi esclusivamente gli imprenditori. Napoli, Roma, Milano, Caserta e Brescia le realtà più a rischio. Nel dettaglio in Sicilia colpite 13.000 aziende, di cui ben 4.016 nella provincia di Palermo, sesta in questa speciale classifica. Al nono posto c'è Catania con ben 3.291 imprese potenzialmente prossime ai contesti di criminalità organizzata. Trapani è la provincia che si piazza al 20° posto, ma con lo stesso rapporto sul totale del tessuto imprenditoriale locale registrato a Palermo e Catania. 24esima Messina, ultima tra le siciliane, Enna 81esima tra 105. Intanto la Cassazione respinge l'ennesimo ricorso e il mafioso Salvatore Baiardo finisce in carcere. L'ex tuttofare dei fratelli Graviano è accusato di favoreggiamento e calunnia. Tonino De Mana. È finito in carcere Salvatore Baiardo, l'ex tuttofare dei fratelli Graviano, più volte ospite in TV e più volte protagonista di dichiarazioni inattendibili e per certi versi contrastanti sulle stragi di mafia e sui personaggi legati a Cosa Nostra. L'ultimo Messina Denaro che, a detta di Baiardo, si sarebbe consegnato in considerazione delle sue gravi condizioni di salute, definendo l'arresto dell'ex boss di Castelvetrano un regalino al nuovo governo. Frasi e dichiarazioni spesso sui generis, smentite e sconfessate dall'ex magistrato e senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato, ma anche da un altro ex giudice, Giancarlo Caselli. Salvatore Baiardo è stato arrestato nella sua casa di Trabia nel Palermitano. Il provvedimento è stato eseguito dopo che la Cassazione ha respinto l'ennesimo ricorso dell'indagato. L'ex gelataio di Omegna, già condannato per favoreggiamento dei boss mafiosi Graviano, è accusato di favoreggiamento e calunnia aggravati da aver favorito Cosa Nostra. La vicenda si inquadra nell'ambito dell'indagine fiorentina sull'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e su Silvio Berlusconi, intanto deceduto, inchiesta che riguarda i mandanti delle stragi del 93. Il GIP del Tribunale dei minori di Catania ha convalidato l'arresto del 16enne siracusano accusato di aver ucciso con una coltellata lunedì scorso Cristian Regina, 40 anni, all'interno di un condominio in via Italia, zona nord di Siracusa. Il 16enne davanti al giudice si sarebbe difeso affermando di essere stato aggredito dalla vittima. Il sindaco di Villafrati ha proclamato il lutto cittadino per oggi e domani per la morte dei due giovani nell'incidente stradale di ieri sulla statale Palermo-Agrigento. Le vittime sono Salvatore Rubensaccio e Samuele Cusimano. Domani sono previsti i funerali di Cusimano. Previsti bandiere a mezz'asta in segno di lutto, lo spegnimento di tutte le luminarie, la sospensione delle attività inserite nel cartellone natalizio e un minuto di silenzio in occasione del primo Consiglio comunale. Centinaia di fedeli in processione anche oggi nella Basilica al Sepolcro per rendere omaggio al corpo di Santa Lucia che da ieri si trova a Siracusa. Francesco Aloi. Adesso possiamo dirlo, Santa Lucia è alla borgata, a casa sua. Alle 21:30 il corpo, arrivato da Venezia, è entrato nel santuario tra due ali di folla. I canti, gli applausi, il benvenuto dei devoti. Ma è stato un pomeriggio nel suo nome, la prima tappa nel santuario della Madonna delle Lacrime. Prima della celebrazione, l'elicottero della polizia ha sorvolato la città. Emblematica quest'immagine, Lucia, che arriva come un raggio di sole. Folle e devozione anche lungo la breve processione. È un giorno speciale, dopo 10 anni finalmente stiamo rivedendo la nostra padrona. È sempre importante ed è un momento di preghiera e di fede. Per noi siracusani è emozionante. Ma il desiderio comune è che il corpo resti qui, per sempre. Tutti chiedono Lucia a Siracusa per sempre, ma secondo lei potrebbe accadere? Guardi, io penso che Lucia sia la santa della Chiesa universale, le vicende storiche hanno un loro significato, hanno un loro senso. Sabato prossimo la processione di simulacro e corpo fino al Duomo e in questi giorni la borgata si conferma il cuore della città, con migliaia e migliaia di pellegrini che rendono omaggio a Lucia. Prima di tornare a Venezia, comunque, passerà anche da Carlentini, Belpasso, Acicatena e Catania.
E parliamo adesso del ponte sullo Stretto. Mentre i comitati contrari all'infrastruttura continuano a manifestare, il CIPES, il Comitato di Governo per lo Sviluppo Sostenibile, si riunirà la settimana prossima. Il 27 è previsto il voto per il via definitivo. Francesco Triolo. Saranno giorni caldi per il futuro del ponte sullo Stretto. Il cronoprogramma stabilito dal governo prevede infatti la convocazione del CIPES che si riunirà giovedì e venerdì prossimi. Il voto finale invece è atteso per venerdì 27 ed è quello che darà, o meglio dovrebbe dare, il via libera al progetto definitivo e quindi alla fase realizzativa, con la definizione del piano economico finanziario dell'opera e di tutti gli altri interventi connessi con l'avvio nei primi mesi del 2025 dei cantieri preliminari propedeutici alla realizzazione dell'opera. È il punto di non ritorno, ha sempre voluto precisare l'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci. Ma gli echi della protesta contro l'opera sono sempre vivi. I comitati No Ponte ieri hanno manifestato a Piazza del Popolo, un modo per tenere accesi i riflettori ed annunciare le future iniziative anche a livello nazionale. È stato lanciato un appello anche al Presidente della Repubblica Mattarella e distribuito un volantino che sintetizza l'assurdo, a loro parere, iter della Commissione Via Vas e ricostruisce le tappe delle forzature attuate per cercare di approvare il progetto del ponte entro il 31 dicembre 2024. La richiesta è quella che le risorse destinate al ponte vengano utilizzate per opere realmente utili ai territori. Crisi idrica, dissesto idrogeologico, case, strade, autostrade, sanità, ferrovia. Nel menù, in alternativa al ponte, c'è di tutto e di più. Il codice della strada, appena entrato in vigore, fa già discutere per quanto riguarda l'obbligo di indossare il casco per chi utilizza il monopattino. Assistiamo al caos più totale, dicono dall'Associazione Mobilità Sostenibile. Vediamo intanto cosa ne pensano i catanesi. Desiree Ferlito. Il casco va messo, va indossato, lo so, e devo abituarmi all'idea. La riforma del codice della strada ha colto tutti di sorpresa. Ad accusare il cambio di rotta sono stati più di tutti i conducenti dei monopattini elettrici. Tra le misure immediatamente efficaci l'obbligo di indossare il casco. Allora quello lo metta, mi raccomando. Lo metto subito, dai, in diretta. Bene, buon viaggio allora. Grazie, arrivederci. Dov'è il casco? No, oggi non l'ho portato il casco. Tra le novità, assicurazioni e targa per il mezzo a due ruote. Di fatto non possono essere ancora contestati perché mancano i decreti attuativi, ma le multe per il mancato uso dell'elmetto protettivo vanno da 50 a 200 euro. Si è adeguato lei alle nuove regole della strada? Sì, certo c'è strada, se no il numero di targa, per fare assicurazione, tutto serve. Alcuni tra i fermati hanno tentato di evitare le punizioni giurando di non conoscere le regole. Sa che è uscito il nuovo codice della strada? Sì. Che prevede l'utilizzo del... Tra le novità c'è la stretta per chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, con controlli in grado di rilevare la loro presenza anche giorni dopo l'assunzione e conseguente ritiro della patente anche senza presenza di effetti collaterali, con il disappunto di Vasco Rossi. Il ministro Matteo Salvini, ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati, potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per 3 anni. Inoltre, infrangere alcune regole costerà di più. Previsto un inasprimento delle multe per alcune infrazioni, come guida con smartphone o sosta vietata in stalli dedicati ai disabili o nelle aree di sosta dei mezzi pubblici. Ci spostiamo adesso ad Agrigento. I supereroi amati dai bambini arrivano in pediatria, in ospedale, per offrire momenti di serenità e di gioia. Davide Sardo. Esplosione di gioia, stupore ed entusiasmo tra i piccoli degenti del reparto pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Alla finestra delle loro stanze si sono affacciati a sorpresa i supereroi. I beniamini dei bambini sono calati in pediatria dal tetto con delle funi. Spider-Man, Batman, Hulk e tanti altri hanno regalato prodezze e doni, trascorrendo diverse ore in compagnia dei ricoverati e delle loro famiglie. È una manifestazione graditissima per i bambini perché ricevono un momento intanto dei doni, ma anche un momento di solidarietà e di affetto. È stata un'occasione di solidarietà che ogni anno si ripete in prossimità del Natale per alleviare sofferenze e preoccupazioni in reparto.
Pochi giorni al Natale a Catania sono tutti pazzi per la Christmas Town, l'attrazione a tema natalizio più visitata del periodo e anche il più grande parco tematico del Sud Italia. Eva Spampinato. Quando il Natale diventa la scusa perfetta per tornare bambini. Prima volta, sì, bellissimo, emozioni, si ritorna proprio a bambini. Dica la verità, chi voleva venire, i bambini o lei? Io. Vestite al contrario, i vostri figli fanno la foto a voi. Mi piace tantissimo il Natale, è bellissimo, sì. Il Christmas Town piace proprio a tutti e anche oggi un'altra giornata sold out nel più grande parco tematico dedicato al Natale del Sud Italia, dove i visitatori arrivano da tutte le parti della Sicilia e non solo. Da Moia Cantata, Floridia. I'm from France. Tutti in fila per visitare la casa di Babbo Natale, molto accogliente e piena di tanti dettagli, dalla cucina alla scrivania, passando per la sala da bagno e quella da letto, fino ad arrivare alla stanza del trono, dove ad attendere i bimbi c'è lui. Quali sono i desideri dei bambini di quest'anno? Sono quelli molto semplici, libri, giocattoli e qualche tecnologia. Tra le novità di quest'anno la fabbrica dei giocattoli, dove gli elfi preparano i regali sognati dai bimbi. Lei alla fine cosa suggerisce sempre a questi bambini? Il fatto che siano bimbi e si devono divertire e tanta allegria. Immancabili gli outfit a tema, maglioni natalizi, cerchetti, vestiti tartan. Abbiamo preparato gli outfit prima di uscire per l'occasione. Sì, abbiamo fatto questo abbinamento giusto per oggi. E poi c'è anche il Grinch, che riscuote sempre più successo. Mio figlio è un grande fan del Grinch. Gli ho detto andiamo a vedere Babbo Natale e mi ha detto no mamma c'è il Grinch. Buon Natale a tutti! Adesso ci fermiamo, torniamo fra poco con la pagina sportiva. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale dedicata allo sport, al calcio. Il Palermo perde in casa con il Catanzaro e complica il proprio cammino in Serie B, scivolando al 9° posto e uscendo dalla zona playoff. Marco Gullà. Sconfitto, contestato e in crisi. Una domenica bestiale per il Palermo, KO al Barbera per 2-1 contro un Catanzaro coriaceo e concreto. Arriva in un pomeriggio di pioggia anche la prima contestazione della curva nord rosanero nei confronti di alcuni dirigenti come Gardini e De Santis. Fallimento totale, scrivono in uno striscione i supporters palermitani, delusi dai risultati di una squadra che è senza GPS ed è sempre più in balia delle onde. Vince il Catanzaro con merito, formazione pratica e cinica, la rivincita anche dell'ex Pigliacelli, bravo a neutralizzare alcune conclusioni dei siciliani. Dionisi, contestato anche lui dai tifosi rosanero, mette in campo una formazione inedita. Ledo Aron gioca a centrocampo e si alterna con Di Mariano, in avanti fuori ancora Brunori, dentro Henry e Biasci al pronti via dopo un'azione tambureggiante a portare però avanti i calabresi. Piovono fischi per il Palermo che non riesce a rimettersi in piedi, gioca male e crea poco. Catanzaro che si affida alle ripartenze provando a mettere a nudo i limiti della banda di Dionisi. Ledo Aron di testa, Pigliacelli salva, poi al 33esimo il pareggio dei siciliani, sponda per Nicolao che da posizione ravvicinata insacca la palla del temporaneo pareggio. La gara però non cambia, il Palermo appare leggermente più vivace ma non riesce a passare in vantaggio. Nella ripresa rosanero in avanti, al 18esimo ci prova Ranocchia da fuori e il pallone lambisce il palo alla destra di Pigliacelli, dentro Brunori che si impegna subito. Il Palermo ci prova ma è il Catanzaro all'83esimo a trovare la rete del vantaggio con questo gran gol di Pompetti. Il Palermo è al tappeto, surclassato dai fischi e crisi nera per i siciliani, fuori anche dalla zona playoff. Ennesima occasione buttata dal Catania che perde 2-0 contro il Potenza. Decide una doppietta di Caturano. Nel finale gli etnei falliscono anche un rigore. Tanti fischi per loro al Massimino. Torino De Mana. Uno scivolone inaspettato, specie dopo il 5-0 di Taranto che riporta indietro il Catania, in classifica e non solo. Al Massimino sempre più terreno di conquista, questa volta passa il Potenza che si impone 2-0 aggiudicandosi uno scontro diretto fondamentale in chiave playoff. Non era partito male il Catania, ma nel calcio si sa, bisogna segnare. E se a Taranto i gol erano stati 5, contro Lucani i rossazzurri si sono inceppati di nuovo. Primo tempo vivace e con diverse emozioni, per lo più concentrate nei primi minuti, con un doppio intervento di Adamonis che dice no a Caturano. Il Catania segna con lunetta ma l'azione è viziata da un fallo di Montalto. Si
resta sullo 0-0. Nella ripresa è un altro Catania per ritmo, pressione e aggressività, ma le occasioni di Anastasio e Gimenez non fanno altro che esaltare il palermitano a lastra. I rossazzurri sprecano e poi imprecano, visto che al 70° un errore di Adamonis consente al Potenza di passare in vantaggio. Caturano approfitta di una respinta corta e gela il Massimino. Poco dopo lo stesso attaccante sfrutta uno schema su punizione e realizza la sua doppietta personale, salendo a quota 12 in classifica marcatori. Il Catania avrebbe la chance per riaprire il match, ma Stoppa si fa parare un calcio di rigore. Delusione fischia a fine gara, Toscano ne prende atto ma difende la sua truppa. Potevamo fare meglio in tante situazioni, ci sono stati tanti errori, però la squadra è entrata il secondo tempo con la voglia di vincere, ha fatto 25-30 minuti di grande intensità, ha creato tantissimo, tante imprecisioni sotto porta, potevamo far gol, la potevamo riaprire con il rigore, però ci dobbiamo lavorare su queste situazioni perché si stanno protraendo per troppo tempo. Successo del Trapani a Caserta con un gol di Lescano. Sconfitta invece per il Messina a Biella nello scontro diretto contro la Juventus Next Gen. Sentiamo Sergio Colosi. Esordio con vittoria a Caserta per il Trapani di Ezio Capuano, che si affida all'usato sicuro interrompendo le sconfitte Granata. Il tecnico campano ha scelto una formazione con tanti suoi ex calciatori e la risposta sul campo dopo un avvio complicato è stata positiva. Buona partenza della Casertana, 11 pareggi in 18 gare, pericolosa con Paglino, Damian, Carretta e Collodel. Seculin sempre attento, la ripresa presenta un Trapani diverso, organizzato e più offensivo. A metà del secondo tempo Carriero recupera palla e in scivolata serve l'assist vincente a Lescano, sempre una sentenza in area avversaria. L'espulsione di Conte limita i padroni di casa fermati dopo 7 turni, mentre Bifulco potrebbe raddoppiare, ma la vittoria è in cassaforte. Ancora sconfitte, distrazioni difensive, un tecnico in crisi e una squadra distrutta per una società assente. A Biella si è consumata l'ennesima pagina negativa del Messina, sconfitto e superato in classifica dalla Juve Next Gen. A mandare in tilt i piani di Modica ci ha pensato Afena Jean, ghanese di 21 anni che dal suo ingresso in campo ha servito a guerra il pallone dell'1-0 e poi raddoppiato nel recupero. Il Messina senza un piano B dura un tempo prima di sciogliersi anche in Piemonte e chiudere la classifica davanti solo a Taranto e Turris. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, una buona serata.